qual è la regione più turistica statisticamente, quindi non è un'impressione, è una statistica? Sarà il Lazio, no, è il Veneto da tanti anni e rimangono tutti con la bocca aperta. Quindi adesso ogni volta che viene una piena siamo allarmati e siamo angosciati. Quindi dal punto di vista pratico, se il carico dell'acqua arriva in minore quantità da noi, ovviamente l'idrovia è fondamentale per le nostre vite, perché è stata un'esperienza drammatica. È un tema sul quale noi stiamo molto lavorando per darvi un progetto di Veneto e di pianificazione della tutela idrica del nostro territorio. Quindi io condivido anche a livello emotivo il tuo intervento. Questa realtà così strutturata è nata dalle famiglie, però al di là di questa struttura le famiglie dopo hanno questi bisogni. Una famiglia che ha una persona disabile ha bisogno di una macchina attrezzata, Regione Veneto contributi, Trentino forse sì. E qui bisogna veramente però invertire, ecco, l'ordine delle priorità dovrebbero essere messe al centro dell'azione politica e non alla fine. Se intendete agevolare i giovani nell'accessibilità al credito, le giovani famiglie, e preferire andare via, se io vado a Londra ho altre possibilità, se io vado a Parigi ho altre possibilità, lì posso costruire, lì lo Stato, la regione mi aiuta. A me piacerebbe molto mettere in campo una riqualificazione e riprogettazione di determinate aree urbane attraverso dei mutui agevolati per la casa, a costruire un Veneto dove i giovani di 20 anni vogliono restare. Io come uomo di sinistra mi sento tradito perché quando ci sono delle persone di sinistra che da sempre hanno combattuto per avere i diritti dei lavoratori. Io sono una donna di sinistra e quindi figurati, ero con Cofferati quando abbiamo manifestato, ma noi abbiamo voluto estendere le tutele che grazie a quella riforma abbiamo sbloccato il mercato del lavoro. Confindustria ci dice che ci sarà una fiammata occupazionale, guardate che ce la stiamo facendo, stiamo uscendo dalla crisi, dobbiamo crederci. Contaminate di entusiasmo, perché ogni volta che io passo pianto un seme, ma poi quel seme deve essere annaffiato e quindi la contaminazione deve essere capillare.